È stato un incontro molto utile e sicuramente positivo, così fonti molto vicine all'ambasciata italiana in Venezuela commentano al telefono direttamente da Caracas l'esito dell'incontro che il nostro ambasciatore italiano in Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, ha avuto con il nostro connazionale Alberto Trentini, il cooperatore veneziano originario dell'isola di Venezia, ingiustamente detenuto a Caracas dal 15 novembre 2024, in Venezuela, dove è arrivato per portare aiuto ai disabili che altrimenti non avrebbero accesso ai servizi sanitari più elementari. L'incontro è andato bene, riferisce ancora questa fonte certa e molto qualificata, un incontro che andava fatto molto prima, ma questo ritardo non è dipeso da una nostra volontà o decisione. È stato importante poter portare e far sentire ad Alberto la nostra vicinanza e presenza, e soprattutto è stato fondamentale parlare e farlo sapere dopo l'incontro ai suoi familiari. Alberto ha mandato un messaggio di affetto incondizionato ai genitori, ha fatto sapere di essere forte e che resisterà fino alla sua liberazione. De Vito, l'ambasciatore italiano, è un veneto a Caracas, nato nel 1960 a Villafranca Veronese e poi laureatosi a Padova in scienze politiche e quindi specializzatosi sempre a Padova in relazioni internazionali. L'assessore Zuin, uomo di fiducia del ministro Tajani in Forza Italia e tra i più stretti collaboratori in Veneto, dice: apre uno spiraglio anche per capire come stanno le cose e per diciamo, lo sforzo che sta facendo in questo paese anche il nostro governo attraverso il suo massimo rappresentante, che è il ministro Tajani. Speriamo che sia uno spiraglio importante, l'ha trovato bene anche se un po' dimagrito, ma comunque in buone condizioni, e speriamo che Alberto torni a casa presto. Sempre in prima linea l'associazione Articolo 21 con il giornalista Giuseppe Giulietti. Questo è uno dei pochi casi nei quali far rumore può servire a salvare una vita. L'unica cosa che noi possiamo e dobbiamo fare è stare loro vicini, amplificare le loro richieste, amplificare le parole della mamma e sperare davvero che qualcuno le ascolti.